Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento qui a TVA, e questa sera l'ingegnere Santino Lopresti, in quanto recentemente è stato eletto vicepresidente dell'area sud della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, è un'occasione anche per parlare delle tante problematiche che il calcio, non solo, ma anche gli sport minori stanno avendo per via del Covid-19. Presidente, grazie per la sua disponibilità e le facciamo i migliori auguri per questo traguardo che lei ha raggiunto. Un traguardo sicuramente importante che la premia anche per la sua lunga attività sportiva, agonistica, insomma, nella guida del mondo del calcio siciliano. Ora approda anche al calcio, diciamo, una soglia più alta che è quello nazionale, insomma. Io ringrazio voi, saluto i telespettatori di Tele TVA, che è sempre stata una televisione disponibile e che si è sempre occupata del calcio, diciamo anche nei momenti più difficili in cui veniva, come dire, in cui traguardare alcune trasmissioni era veramente erano poco sostenute. E quindi di questo io voglio darvene merito. Oggi essere qui con voi, come dire, mi fa immenso piacere, poter anche dare qualche indicazione, parlare, perché le società chiaramente chiedono, aspettano. Bene, questo ruolo mio, io l'ho sempre detto, io non intendo assolutamente abbandonare le società con cui ho intrattenuto rapporti ottimi. Io vengo dalle società perché io stesso fui calciatore e presidente di una squadra di calcio del Grotte, però avere fatto il presidente mi ha onorato, avere conosciuto tutti questi dirigenti che magari prima li conoscevi nella qualità di presidente e di collega, quindi di presidente di società, oggi li ho potuti conoscere da presidente regionale del calcio siciliano, della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, e ti devo dire ho conosciuto un mondo pieno di passione, pieno di cuore, capace, come dire, di sacrifici immensi pur di vedere la domenica questi ragazzi giocare all'interno di un recinto di campo e quindi offrire uno spettacolo importante. Quindi oggi assumere questo ruolo, dicevo, io non lascio, ma come ho detto nella mia relazione, nel momento in cui io lasciavo per essere indicato a vicepresidente nazionale, io raddoppio, nel senso che mi occuperò e continuerò ad occupare della Sicilia. Del resto la Sicilia è in mani ottime, perché l'amico Sandro Morgana è tornato in Sicilia a ricoprire di nuovo questo incarico di presidente regionale, e quindi raddoppio nel senso che mi occuperò della Sicilia, starò vicino a Sandro così come lo è stato lui nel momento in cui ricopriva il ruolo di vicepresidente, lo è stato vicino a me. Ebbene, ma dicevo raddoppio nel senso che mi occuperò anche di tematiche che riguardano a livello nazionale il mondo dilettantistico, in particolare l'area sud, che è quella che mi ha indicato, che mi ha eletto, e quindi questo è estremamente importante, vuol dire le 7 regioni, l'Abruzzo, Molise, la Basilicata, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Il suo è stato, diciamo, un percorso abbastanza lungo, impegnativo, da oltre un decennio. Iniziò, diciamo, con la Lega Sicula. Così per fare un po' sì, un ma io fui, come dicevo, calciatore. Dal 93 al 98 io fui presidente del Grotte in eccellenza, e poi dal 98, grazie a Filippo Lentini, all'amico Filippo Lentini, allora Gianfranco Provenzano, quindi nomi storici del calcio siciliano, mi vollero, come dire, tra i ruoli dirigenziali, tra i dirigenti della Federazione Gioco Calcio Siciliana. Quindi io feci tutto il percorso di consigliere, fui vicepresidente vicario, fui anche per un momento, quando si dimise Provenzano, feci il presidente facente funzioni, poi fu eletto in quel periodo, in quel momento subito dopo fu eletto Sandro Morgana, io ne feci il vicepresidente vicario di Sandro, poi Sandro andò a ricoprire il ruolo nazionale, e io poi quindi tornai a fare il presidente del comitato regionale, fece per 7 anni il presidente, il coordinatore nazionale del beach soccer, di questo sport che ad Agrigento abbiamo fatto una tappa, a San Leone ricordo, ma che la Sicilia è estremamente rappresentata, perché di 20 squadre di Serie A a livello nazionale, ben 6 sono squadre siciliane, quindi abbiamo avuto, come dire, uno sviluppo importante. In quel periodo feci sia la Serie B sia anche il calcio femminile,
del beach soccer. Bene, e poi ecco, da quest'anno, dal 6 di febbraio, le società e quindi i presidenti dei comitati regionali, come dicevo, dell'area sud, che però è un'area sud che comprende anche una parte dell'Italia centrale, perché abbiamo l'Abruzzo e il Molise, diciamo che all'interno di questa cosiddetta definita area sud mi hanno voluto a vicepresidente nazionale, quindi è un ruolo importante, vicino a persone importanti. Il presidente riconfermato è Cosimo Sibilia, l'onorevole Sibilia, che è stato un grandissimo presidente perché è stato disponibile per il territorio, si è speso per il territorio e ha messo tantissime risorse per il territorio, per le società. Di questo gliene va dato atto. Io come dire, lo ringraziavo quando ero presidente del comitato regionale, ma ritengo che sia una persona veramente di altissimo livello e che oggi è candidato alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio ed è un ruolo che può ricoprire non solo come persona, non solo per quello che rappresenta, per le competenze che ha, ma lo può anche ricoprire perché la Lega Nazionale Dilettanti con il suo 34% è la forza, diciamo, la forza più grande in termini di percentuale, ma in termini anche di iscritti. Noi abbiamo oltre 1 milione di iscritti, 10.000 società, quindi rappresentiamo il calcio, diciamo, che vi è in ogni paese, in ogni contrada. Siamo il calcio, ecco, delle realtà locali, dell'appartenenza, della vera appartenenza, quello che domenicalmente, ecco, vede impegnati tante persone. E quindi anche per questo, come dire, è un ruolo a cui potremmo diciamo, aspirare senza con questo volere essere contro nessuno o contro qualcosa. Presidente, lei nel 2016 è stato rieletto per acclamazione presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio della Sicilia. Ricordo che l'elezione avvenne a Caltanissetta durante l'assemblea, insomma, sempre con un grande consenso. Parliamo un po' a volo d'uccello su questa esperienza che in questi anni ha avuto all'interno del mondo calcistico siciliano, perché io ricordo sempre delle partite, insomma, si faceva sempre il nome di Lopresti, chiamiamo, vediamo, facciamo ogni problema, insomma, lei era il punto di riferimento, per cui è stata sicuramente un'esperienza che conserverà nel tempo. Sì, io dicevo sempre, io rispondevo sempre al telefono, ma non solo, ma quando c'era una telefonata persa io poi richiamavo, e richiamavo sapendo che dall'altra parte del telefono sicuramente avrei, come dire, sentito una società che aveva da lamentarsi, che aveva da dirmi qualcosa, un arbitraggio che non era andato bene, un comportamento non corretto da parte di qualche altra società. E quindi io chiamavo perché io ritengo che dai problemi non si può fuggire o sfuggire. I problemi, quando ci sono, vanno affrontati e possibilmente risolti, e quindi io era giusto avere un colloquio, anche perché, voglio dire, una volta parlato con il dirigente, con la società, con gli arbitri, con gli allenatori, bene, era meglio, perché il dialogo aiutava a superare quindi anche le tensioni. Talvolta c'è la necessità anche di un dopo partita di scaricarsi, e con chi farlo se non con il presidente. Quindi chiamiamo subito il presidente, del resto lui risponde, se non risponde richiama, il telefono è sempre aperto. E però devo dire, questo come mi ha riempito, mi ha arricchito, lo dicevo prima, mi ha arricchito di una grande umanità, scoprire questa grande passione, cioè questa gente che pur in difficoltà, voi sapete che l'Italia è in difficoltà, il mondo è in difficoltà, però il Sud tradizionalmente è sempre stato più in difficoltà. Riscopro oggi, lo riscopro nell'ultimo periodo che io feci il presidente, da quando abbiamo questa pandemia, che le difficoltà però noi siamo più temprati, come dire, più pronti a risolverle, perché ho visto invece molte società del nord, molti colleghi del nord essere più in difficoltà. È come quando a noi manca l'acqua, bene, noi siamo più o meno, ci siamo attrezzati. Se invece c'è una siccità, per qualche giorno manca l'acqua al nord, poiché sono abituati ad averla ogni giorno, probabilmente, ecco, non hanno trovato la soluzione, non che è giusto averlo ogni giorno, però dico, noi, ecco, nelle difficoltà abbiamo più energie, mettiamo fuori più esperienza per dare soluzione ai problemi. E quindi questo dire chiamiamo Lopresti, perché io onestamente rispondevo a tutto, era un massacro chiaramente avere
come dire, 2 telefoni, 3 schede telefoniche, però questo era il bello, io non l'ho mai vissuto come un fastidio, io l'ho sempre invece vissuto come dire, questa mia grande disponibilità, come un ricambio e un rapporto di fiducia che la gente aveva nei miei confronti, perché mi chiamava perché sapeva che dall'altra parte avrebbe trovato un interlocutore, il sottoscritto, libero da schemi mentali, libero da avere preconcetti, libero da difendere a tutti i costi una cosa perché andava difesa. Noi abbiamo garantito, quando parlo di noi parlo io del comitato che guidavo, di Sandro Morgana, noi abbiamo garantito una trasparenza dei campionati, abbiamo messo una gestione trasparente del nostro comitato, tant'è che, come dicevi tu, ci fu eletto per acclamazione. Questo è il segnale di quale fiducia abbiamo con le società. Noi abbiamo insistito sempre sul fatto che sia gli arbitri che la giustizia sportiva devono essere in piena autonomia, seppur questo lo prevedono i regolamenti, però non sempre talvolta avviene, l'autonomia tra la giustizia sportiva, il presidente e l'AIA, perché nell'autonomia di questi 3 organismi vi è, come dire, la certezza che il campionato si svolge in maniera regolare, perché se io controllassi la giustizia sportiva, se io controllassi gli arbitri, bene, io potrei decidere a tavolino il campionato, e quindi questo non doveva esserci, le società lo percepivano perfettamente, seppur se ne lamentavano e seppur devo dire che talvolta anche a me alcune decisioni sembravano incomprensibili. Però il rapporto che noi abbiamo instaurato sia con l'AIA, quindi Michele Cavarretta, a cui va il mio saluto, con il presidente degli allenatori Abisso, a cui va il mio ringraziamento dopo 6 anni di grande, rapporto, al presidente dei calciatori, prima Gino Giacchi, poi Bonaffini, persone sensibilissime. Ecco, con tutte queste persone si è instaurato un ottimo rapporto per fare un lavoro che fosse finalizzato a migliorare il calcio, perché quando Michele Cavarretta girava e c'era un errore, ammetteva se l'arbitro aveva fatto un errore, non c'era cosa migliore di ammettere, perché l'errore è insito, non c'è l'errore zero, l'uomo proprio per come è strutturato è una persona che sbaglierà, che commetterà gli errori. Il problema è, un conto è l'errore, un conto è la malafede, ma la malafede abbiamo interesse tutti a toglierla, ce l'abbiamo noi, ce l'ha Michele Cavarretta, ce l'avevano la giustizia sportiva, perché laddove c'è un errore dobbiamo mettere rimedio a che l'errore non si ripeta, proprio come dicevo, per dare garanzia ai campionati, per dare trasparenza a quello che erano le partite la domenica. Allora tutto questo le società lo percepivano e percepivano questa unità di intenti, di collegamento tra me e l'allora vicepresidente Sandro Morgana, tant'è che nel momento in cui Morgana rientra e io vengo proposto per Roma, le società all'unanimità hanno accolto anche questo. Abbiamo avuto un consenso che andava oltre. Siccome quest'anno per poter votare bisognava essere iscritti al registro del CONI, non tutte le società che sono affiliate alla LND sono iscritte, alla FIGC sono iscritte al registro CONI, per cui anche quelle che non erano iscritte, che non avevano diritto di voto, però hanno voluto firmare lo stesso la candidatura di Morgana, la candidatura mia a candidato nazionale, seppur non aveva nessun effetto ai fini delle votazioni, ai fini dei numeri, però lo volevano fare per dimostrare nei nostri confronti questo, dimostrare questa grande fiducia, questa grande riconoscenza che noi abbiamo nel mettere il nostro tempo libero, così come lo fanno i presidenti, anche noi, e poi del resto io sono uno che ha vissuto queste esperienze e quindi, da vicino, da dentro, posso comprendere e capire quali sono i problemi. Attorno a tutto questo vanno ringraziati tutti gli impiegati che noi abbiamo, gli impiegati regionali, gli impiegati delle varie delegazioni provinciali, tutti i collaboratori. Devo dire, si è creato un clima, una squadra estremamente importante. Su Agrigento c'è poi una delegazione importante, voi sapete che anche Stefano Valenti, che era il coordinatore, che era prima il delegato provinciale, oggi è diventato il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico, e il ruolo di Stefano viene ricoperto egregiamente da Caramanno, che ne era il suo vice. Questo per dirvi, ecco, quanto lavoro c'è dietro e quanta credibilità abbiamo nei confronti dei dirigenti. Eppure dico, non è semplice creare questa sinergia, questa compensazione fra i vari livelli giudicanti, insomma, assolutamente, arbitri, allenatori, giocatori.
Assolutamente. Dico, ci vuole anche abbastanza impegno anche per riuscire a creare un giusto mix, un giusto equilibrio, no? Sì, perché solitamente si entra in contrasto con gli arbitri perché poi le società talvolta sono convinte che è sempre colpa dell'arbitro, perché poi dare la colpa all'arbitro è la cosa più semplice, perché nascondi tu le debolezze oppure un errore anche di impostazione tattica, per cui si può perdere per tanti motivi la domenica, si può perdere perché anche la società non è, come dire, non si è attrezzata bene, però ti voglio dire, dare la colpa all'arbitro è la cosa più semplice. Si può anche perdere perché l'arbitro fa un errore, ma questo, come dire, l'arbitro è una persona umana come tutte le altre. Se qui dopo che abbiamo messo il VAR non riusciamo a definire, nonostante il VAR, ancora si fanno degli errori arbitrali e quindi c'è la possibilità che col VAR si vedano 10 telecamere che la guardano da tutte le angolazioni, però non si riesce a decidere, figuratevi una sola persona in campo aggredita da 22 calciatori, aggredita voglio dire nel senso buono, nel senso certo, buono, non è che viene aggredito, però che voglio dire che ha 22 calciatori che cercano di dire una cosa, che il pubblico quando c'è, le panchine, cioè, è chiaro, poi sono ragazzi anche 17, 18 anni, cioè voglio dire, non è che sono, se già come dire, siamo noi adulti di fronte a una difficoltà abbiamo, come dire, possiamo sbagliare, figurarsi un ragazzo di questo. Allora io ho sempre detto, noi dobbiamo, i calciatori, i dirigenti, il pubblico, abbiamo il dovere di aiutarli a fare crescere questi ragazzi, di aiutarli, perché quando gli diamo serenità in campo, un arbitro sbaglia di meno, se sbaglia di meno vuol dire che il risultato è quello più rispondente alla partita, al gioco, poi talvolta c'è la fortuna, incidono tante cose in una partita di calcio. Bene, e allora questo, devo dire, questo lavoro che si è fatto con gli arbitri, quindi con Michele, che si è fatto con le società, che si è fatto con gli allenatori, con i calciatori, ha prodotto la Sicilia, io ricordo che vantava il triste primato di essere la regione con il più alto numero di casi di violenza e di aggressione nei confronti degli arbitri. Noi siamo poi riusciti pian piano a ridurre notevolmente, parliamo di 120-130 casi l'anno, bene, siamo arrivati, io ricordo che nell'ultima stagione parliamo di 30 casi e quindi, come dire, abbiamo dato proprio una, ecco, bisogna continuare con questo dialogo, su questa scia, diciamo, bisogna continuare questo lavoro e so che già nei primi consigli regionali che fatti con Sandro Morgana, a cui, come dire, io partecipo grazie all'invito che Sandro mi fa, bene, questo è un lavoro che proseguirà, che continuerà ad esserci e quindi perché è importante. Noi vorremmo che non ci fosse violenza la domenica, bisogna andare in campo per giocare, per divertirsi. E poi io non penso che sia un problema di numeri, di quanti sono, perché talvolta un evento può essere, come dire, più dannoso in termini di quello che crea di 100 eventi. Tu puoi avere 100 eventi e non succede niente, ce ne può essere uno e può capitare una cosa veramente, diciamo, che nessuno si augura e che nessuno vorrebbe. Quindi non è un problema di statistiche o di numeri. Noi finché, diciamo, lo dico io, lo dice Sandro, ma noi, Sandro Morgano, lo diciamo tutti, finché c'è un solo caso di violenza, per noi c'è un problema. Effettivamente devo dire che negli ultimi periodi è diminuito molto la litigiosità. Mi ricordo che spesso, specialmente nei campi minori, i tifosi aspettavano l'arbitro che usciva, che doveva uscire sempre con la polizia scortato, insomma, in questo, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, poi la violenza non era più da parte del pubblico, ma veniva dagli attori principali, cioè veniva all'interno del recinto di gioco, veniva tra i calciatori e gli arbitri, tra le panchine, tra i dirigenti. Questo è ancora, quindi era ancora più grave, perché gli attori principali, quindi di uno spettacolo, diventavano invece, quindi che dovevano essere attori in positivo, diventavano invece attori in negativo, e quindi questo lavoro che abbiamo fatto, come le dicevo, finché c'è per noi un caso di violenza, anche se fosse uno solo, vuol dire che noi dobbiamo continuare. A proposito, faccio una parentesi, abbiamo visto quello che è successo recentemente nella partita di Coppa Italia, nella semifinale fra l'Inter e Juve, fra Conte e il presidente Agnelli. Ora so che la procura ha aperto un'inchiesta, insomma, dico, queste cose succedono. Io sempre dico, oltre a quello che è successo tra Ibrahimovic e Lukaku, insomma, sono cose che succedono anche nella serie maggiore. Questa è una cosa gravissima, perché spesso poi c'è il fatto di emulazione, cioè quando tu li fai, questi che sono questi grandi campioni e che sono
come dire, campioni del calcio, che sono anche professionisti, loro hanno un dovere di dare dei segnali, ma segnali estremamente importanti, perché quando tu sputi poi il ragazzo che lo fa ti dice ma come lo faceva Tizio, Lukaku, o perché cioè voglio dire, esempio. quindi ecco, poi vengono emulati in senso negativo, ecco allora che questi campioni, che sono campioni, devono essere anche campioni nella vita. E stiamo vedendo, come dire, voi ricorderete che alcuni calciatori si ricordano perché ad esempio hanno fatto il gol con la mano e non l'hanno ammesso. Nell'ultimo periodo abbiamo visto come Belotti e altro dicono no, guardi, sono caduto perché sono scivolato, non è vero che c'era rigore. Ecco, io mi aspetto che dai campioni mi aspetto anche campioni, come dire, di insegnamento, campioni di esempi in positivo e non campioni di esempi in negativo. Del resto sono professionisti, sono pagati profumatamente ed è giusto che diano un segnale positivo a questo mondo del calcio, perché poi noi tante di queste cose ce li troviamo nelle, come dici, nelle categorie inferiori. E così come dire, i calciatori vogliono fare qualche giocata, diciamo, o qualche gesto atletico che fanno i grandi calciatori, poi magari fanno anche qualche gesto che non ha niente a che vedere con lo sport, che non ha niente a che vedere con l'atletica, ma è negativo e lo vogliono fare anche nei campi perché siccome l'hanno visto fare, perfetto, pensano che sia possibile farlo, ma questo non deve avvenire e noi non solo lo contestiamo ma lo lottiamo fortemente. Presidente, ecco, nonostante il Covid, ora parleremo del Covid, abbiamo visto in campo il primo arbitro donna che ha arbitrato, insomma, una partita di maschi, insomma, di maschietti, insomma. Sì, vabbè, ma questo è stato un evento, insomma, ancora. Questo già nel campo, voglio dire, noi l'abbiamo visto a livello per la massima serie, insomma, professionistico, l'abbiamo visto in Champions, ma devo dire che già nei campi dilettantistici questo avviene, perché io spiego sempre che il calcio dilettantistico è il calcio di base, cioè il calcio importantissimo, perché non è che si nasce giocatore di Serie A, non è che si nasce allenatore di Serie A, non è che si nasce dirigente di Serie A, non è che si nasce arbitri di Serie A, si nasce da piccolo, quindi si ci forma. E dov'è che si ci forma? Qual è la palestra dove tu formi tutti questi calciatori che poi diventano di Serie A, questi allenatori che poi diventano di Serie A, questi dirigenti che diventano di Serie A, questi arbitri? Li fai nella Lega Nazionale Dilettanti, parte dal settore giovanile probabilmente, e quindi man mano crescono, per cui anche i dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti devono sapere che noi siamo anche, come dire, il luogo dove si formano quelli che domani saranno, diciamo, gli arbitri, saranno i dirigenti, saranno i calciatori della Serie A o i calciatori che giocano in Champions. Quindi, come dire, qualche errore se non lo fanno qui, è chiaro che se lo fanno a quei livelli a maggior ragione lo faranno ancora qui che hanno meno esperienza. Quindi ecco, dobbiamo capire che l'errore dell'arbitro ci può stare, come ci sta l'errore del calciatore che sbaglia il rigore, come ci sta l'errore di una partita che tatticamente un allenatore sbaglia, così come ci sta l'errore, come si dice, di un gruppo di giocatori che una società fa. Bene, allora noi, devo dire, su questo siamo compiaciuti. Io mi auguro che in questi giorni si parla tanto del governo Draghi, che sarebbe un governo dove diciamo, vi è una parità di genere, no? E quindi è estremamente importante. Io mi auguro che anche questo segnale del governo Draghi, che è come dire, un governo di passaggio, di cambiamento, di totale cambiamento tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo, tra quello che era la politica prima e quello che sarà la politica dopo, bene, mi auguro che prendendo esempio, cioè almeno le previsioni che sono, quello che ci viene detto saranno attuate, bene, ma anche se non lo fossero, io penso che ecco, noi dobbiamo prendere questi esempi e dire che anche nel mondo del calcio, che solitamente è uno sport che può apparire uno sport maschilista, no, anche lì bisogna dare questo spazio. E su questo ha lavorato molto Sandro Morgana, che l'attuale presidente del comitato regionale, che da vicepresidente aveva la delega e responsabile del campionato nazionale di calcio femminile, quindi sia di A e di B, ma oggi la A e la B è gestita dalla federazione, e quindi però dai campionati di eccellenza in B vengono gestiti dall'ND, e quindi Sandro ha fatto molto lavoro in questo proprio per rendere diciamo, questo calcio anche aperto alle donne. C'è un interesse anche verso il calcio femminile delle maggiori serie. Abbiamo visto che ora ogni squadra ha la propria rappresentanza, la propria squadra femminile, anche
ho visto un interesse particolare anche nei media, nelle reti nazionali, a trasmettere anche le partite di calcio femminile. Dico, un traguardo importante che già, diciamo, nelle serie minori era già presente da qualche anno. La FIFA, con l'avvento di Infantino, il presidente della FIFA, ha, come dire, ha investito molto proprio sul calcio femminile, quindi come dire, molte società, perché tu quando incontri poi la Juventus, quando incontri il Milan, quando incontri l'Inter, allora diventa anche appetibile anche per i network, e quindi, come dire, tutto questo poi fa anche immagine e aiuta. Il problema che noi abbiamo in Italia è che poche, però diciamo, siamo in netto sviluppo, abbiamo visto il percorso della nazionale, quanto ha attratto molto quel periodo in cui la nazionale ha ottenuto quei risultati, diciamo, ai vari campionati. Bene, in Italia ancora sono poche, perché quando noi parliamo dell'America, parliamo della Germania, parliamo di circa, diciamo, 100.000 tesserati, anche più. In Italia siamo circa 20.000, ora stiamo aumentando, ecco, allora è necessario che ci sia, perché c'è uno spazio, un notevole spazio anche in questo, bisogna finirla. Talvolta c'erano la convinzione che questo fosse un calcio solo per maschi, che per le femmine, la donna invece potesse produrre qualche, sotto l'aspetto muscolare, dei problemi, invece assolutamente non produce niente, e io penso che bisogna insistere molto, e la federazione dovrà continuare questo percorso, dovrà insistere a che anche il calcio femminile in Italia possa assumere, diciamo, stiamo vedendo delle immagini proprio del calcio femminile delle nostre rappresentanze. Quindi voglio dire, ecco, bisogna insistere, perché io credo molto che ci sia uno spazio per il calcio femminile. Presidente, parliamo di questo momento che stiamo attraversando, un periodo anche particolarmente brutto dovuto al Covid, dove le attività si sono bloccate, si sono fermate, tranne la Serie A, la Serie B, insomma, solo la Serie C pure gioca, però diciamo le serie minori sono ferme. Com'è stato quest'anno? Lei come rappresentante che tipo di sollecitazione ha avuto anche nella un'eventuale ripresa, lamentele, com'è attualmente anche lo stato di salute per via del Covid? Noi eravamo partiti, avevamo già fatto 6 giornate per l'eccellenza, 6 giornate della promozione, stavano partendo i campionati, erano partiti i campionati regionali, poi eravamo pronti per far partire i campionati anche provinciali, sia del calcio a 11, sia del calcio femminile che del calcio a 5. Purtroppo ci fu, in un dato momento, a causa, diciamo, dei fatti pandemici, dell'evoluzione in negativo di questo fatto, si è dovuto sospendere. Io penso che ora sia arrivato però il momento, non dico di aprire tutto, però di incominciare, come dire, a dare dei segnali di ripresa, perché altrimenti noi questi giovani li perdiamo veramente. Non vanno a scuola e non socializzano, non vanno in un campo di calcio e non socializzano. Dove sono i luoghi di socializzazione? È chiaro che poi appena si apre un sabato o una domenica ce li troviamo tutti in questi luoghi che non sono luoghi di socializzazione, ma magari alcuni di questi sono altro tipo di luoghi. E allora noi, ecco, la scuola sta riaprendo, sta tornando quasi alla normalità, per certi versi, diciamo, è quasi alla normalità, ma io penso che anche il calcio, del resto si è dimostrato che sia la scuola, il luogo della scuola, sia il luogo del mondo del calcio, non sono luoghi dove i ragazzi si infettano, assolutamente no. E allora, per evitare, come dire, di piangere conseguenze, anche che ci siano conseguenze nel lungo periodo, è giusto che questo riprenda. È chiaro che devono riprendere in sicurezza, è chiaro che debbono, come dire, noi non vogliamo che siano momenti, come dire, non controllati, assolutamente no, con grande attenzione. Una serie di risorse è giusto che vengano messe, ad esempio, per fare i tamponi, così come avviene nel mondo della Serie A, della Serie B, della Serie C, ma non a quei livelli, chiaramente, non facendo i tamponi ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, però chiaramente si può fare, perché se un ragazzo esce e va a scuola può anche uscire per andare a giocare a calcio, magari facendo un tampone 48 ore prima. La Sicilia, ricordo che l'ultimo bilancio approvato con me, Presidente, noi abbiamo messo una grossissima risorsa per poter fare dei tamponi, abbiamo messo 100.000 euro a disposizione. Ora con Sandro abbiamo visto che, poiché non si fa il torneo delle regioni, queste risorse possono aumentare fino a 150.000 euro. Abbiamo una società che offre tamponi a 3,50 euro, quindi vuol dire che noi possiamo fare
circa 50.000 tamponi. Quindi si può iniziare con l'eccellenza, stiamo facendo un lavoro che è quello di far riconoscere l'interesse nazionale al campionato di eccellenza, però questo ci deve servire a far ripartire l'eccellenza e la C1 di calcio a 5, a far ripartire il settore giovanile regionale, per poi successivamente poter fare ripartire gli altri campionati, perché tutti i campionati sono collegati, perché per ogni campionato noi abbiamo le retrocessioni e le promozioni, quindi se tu blocchi un campionato devi bloccare le retrocessioni così come blocchi, diciamo, le promozioni. Allora noi stiamo facendo in modo da partire con i campionati regionali, diciamo, l'eccellenza e la C1 di calcio a 5 e il settore giovanile regionale, ma per poi poter aprire anche a tutti gli altri campionati a scendere. Quindi possiamo dare questa notizia in anteprima, che una data in cui partiranno... I campionati di eccellenza noi prevediamo che verosimilmente alla fine di febbraio e i primi di marzo possa partire il campionato di eccellenza e di C1 di calcio a 5, questo sicuramente, così come i campionati regionali. Per quanto riguarda gli altri campionati, noi speriamo subito dopo, nel giro di altre 2 settimane, di poter avviare anche quelli, diciamo, poi a livello regionale e perché no quelli a livello provinciale. Quindi diciamo come saranno... Certo, diciamo, i format sì, poi, ecco, appunto, i playoff, insomma... I format li studieremo assieme alle società, li chiameremo ad una partecipazione alle società per poter fare i format, e però per i tempi che ci sono, come dire, è possibile studiare un format per arrivare a un campionato che sia chiaramente non un campionato di andata e ritorno come noi siamo abituati a vedere, e che però sia un campionato che abbia un numero di partite sufficiente per poter determinare sia le promozioni che le retrocessioni. È chiaro che questo però le società hanno bisogno anche di risorse, perché nel frattempo sono finite le sponsorizzazioni, se poi c'è un problema di tamponi. Ecco allora che quando diceva il Presidente Sibilia, dice noi siamo abituati che a mantenere le promesse, bene, a noi c'erano state promesse, del resto io non capisco come si parla di 150 miliardi di sforamenti di bilancio, e in questi 150 miliardi di sforamento di bilancio non si sia pensato al mondo dello sport se non in termini di piccolissime risorse, e semplicemente risorse che riguardano i calciatori, gli allenatori, che sono risorse estremamente importanti e che noi accogliamo fortemente. Però poi dietro gli allenatori e i calciatori vi sono anche le società che poiché vi è la mancanza di sponsor, è chiaro che anche le società hanno bisogno di questo ristoro. In Sicilia siamo anche fortunati perché il governo regionale, grazie ad un impegno del CONI, grazie ad un impegno dell'onorevole Sergio D'Antoni, il presidente attuale del CONI e membro della giunta esecutiva del CONI a livello nazionale, bene, in questo ottimo rapporto tra lo sport siciliano e il governo regionale sono state messe delle risorse estremamente importanti per quanto riguarda gli sport e per quanto riguarda il mondo del calcio. Noi ringraziamo il presidente del CONI, ringraziamo il presidente della regione, l'assessore al turismo, l'assessore al bilancio, ringraziamo tante capigruppo che si sono adoperati, Peppino Lupo ad esempio è uno di questi, che sono adoperati perché lo sport fosse all'attenzione del governo regionale. Noi siamo... Infatti Sibilia proprio puntava il dito nella sua relazione proprio a questi ristori del Covid, che nonostante le tante promesse purtroppo il ministro Spadafora col governo Conti, insomma, Certo, se un ministro dello sport dichiara che lui di sport non ne capisce niente, voglio dire, ci preoccupiamo noi, non che si debba capire, però bisogna entrare nello spirito, comprendere come funziona un sistema, non è che bisogna essere esperto del sistema, perché tanti ministri non sono esperti del settore, però poi entrano, diciamo, nel meccanismo di funzionamento dei sistemi, e quindi capire cos'è la Serie A, cosa rappresenta il mondo dei dilettanti, cioè questo mondo diffuso. Talvolta a noi ci dicono non c'è la caserma dei carabinieri, però abbiamo il campo di calcio. Questo per dire che il campo è un luogo dove si fanno amicizie, dove tu metti una squadra, è composta da persone che possono essere di colore della pelle diversa, possono avere culture diverse, cioè il calcio ha la capacità di abbattere le barriere culturali e barriere sociali, quindi questa forza del calcio, questa forza, diciamo, del gioco di squadra, questa forza del mettere assieme persone diverse culturalmente e socialmente,
Bene, è una risorsa per il Paese, non può essere considerata, come dire, non può passare in secondo ordine. Ecco allora che tante, come dice Sibilia, noi abbiamo avuto tante promesse, ma non promesse per dare, diciamo, soldi a fondo perduto, ma per sostenere queste società che, poiché le attività commerciali, perché tante società vivono di piccoli, come dire, artigiani o commercianti che sponsorizzano, per così dire, queste squadre di calcio. Ebbene, queste sono venute a mancare, per cui tanti presidenti oggi hanno problemi a poter gestire, seppur sono società, come dire, piccole, anche piccole spese, la quotidianità. Bene, se questo non si affronta, se queste come dire, risorse non vengono, si ha difficoltà, al di là del fatto che si vuole ripartire, però si ha difficoltà poi a organizzare la domenica, come dire, come andare in campo, come scendere in campo. Tra l'altro stiamo vedendo anche difficoltà che interessano grandi club della Serie A, perché per via anche del mancato introito del pubblico, insomma, certo. parlo dell'Inter, parlo di tante società che insomma, hanno problemi abbastanza seri e sono società che hanno, diciamo, un passato, hanno dietro come dire, imprenditori di altissimo livello, non solo italiani ma anche stranieri, sponsorizzazione di grandi imprese, industrie italiane e anche non italiane. Bene, figuriamoci una società dilettantistica quanti problemi può avere. E lì noi dobbiamo essere, come dire, capaci non solo, come dicevo, di intervenire sui tamponi, ma essere capaci anche di intervenire con risorse fresche per poter garantire che questo sistema possa ripartire. Presidente, ci avviamo alla conclusione, però vorrei sottolineare l'intervento che ha fatto il Presidente Sibilia nelle difficoltà, ha criticato il tema della legge sullo sport, proposta appunto dall'attuale governo che tra pochi giorni andrà via, circa l'abolizione del vincolo sportivo nei termini del provvedimento licenziato dal governo. Il regime è riservato alle società dilettantistiche giovanili per quanto attiene la disciplina dei contratti di lavoro. Insomma, il Presidente dice che questa nuova legge prevista distruggerebbe, insomma, le società dei dilettanti, che insomma non si possono applicare, di rivedere, insomma, anche lui in audizione leggevo con attenzione, questo sistema coinvolgerebbe circa 9.000 società e 500.000 di tesserati, insomma. Sì, vi sono due problemi. Su questo è stato abbastanza. Vi sono due problemi su cui noi, come dire, stiamo facendo un appello al governo, al nuovo governo, che è quella del vincolo sportivo, cioè si pensa di togliere completamente il vincolo sportivo. Vi ricorderete, prima il vincolo era a vita, poi il vincolo è stato fino a 25 anni, poi si è discusso tanto con l'associazione calciatori di portarlo a 24 anni, c'era un accordo in tal senso, poi però tutto frantumato. Bene, di colpo, con questi decreti delegati che col ministro Spadafora, bene, togliamo il vincolo sportivo. Ma se si toglie il vincolo sportivo, io che sono un presidente di società e ho 20 atleti, 30 atleti, per affrontare il campionato. L'anno prossimo, una volta che tutti i miei atleti sono svincolati, io come mi iscrivo se non so quanti atleti avrò? Perché da me potrebbe non tesserarsi nessuno. Mentre io oggi ho un patrimonio immateriale, non un patrimonio materiale, certo. Un patrimonio valutabile, perché non sono valutabili le società come dire, dilettantistiche, mentre le professionistiche appartengono, il calciatore è un patrimonio della società. Nelle società dilettantistiche il calciatore non fa parte del patrimonio della società, anche perché sono tutte società dilettantistiche, quindi non è che hanno un patrimonio, quindi sono società, diciamo, associazioni sportive nella stragrande maggioranza. Bene, e quindi se io non ho nessun calciatore che è associato alla mia squadra, alla mia associazione, alla mia società, io probabilmente mi iscrivo a un campionato di eccellenza, un qualsiasi campionato, ma posso non avere nessun calciatore con cui affrontare il campionato. Quindi, come dire, questo patrimonio di cui oggi io dispongo, come dicevo, immateriale, ma è un patrimonio che l'indomani scompare, quindi come si può togliere il vincolo? Non è che, capisco io, quando c'era il vincolo a vita, oggi però c'è un vincolo molto, molto limitato. L'altra questione è che i calciatori, tutti i calciatori, quindi dalle professionisti ai dilettanti, devono ritenersi come se fossero dei lavoratori e che quindi se superano i 10.000 euro debbono, come dire, fare la dichiarazione del reddito. Ma scusatemi, ma allora, cioè noi, una società dilettantistica
Quindi a questo punto deve avere, come dire, voi sapete che c'è la gestione separata, devono avere la gestione separata lì. Sì, Cioè, sì, a cosa diventa? Cioè, gestire una società di dilettanti, cioè dilettanti, non dico che la domenica ci incontriamo e andiamo a giocare, però voglio dire, lo sport dilettantistico è questo, cosa deve diventare? Tant'è che lo stesso ministro prevedeva in questa legge delega che per i primi 2 anni alle società venivano dati dei rimborsi per poter, come dire, avere il commercialista, quindi lui stesso riconosce che per i primi 2 anni, e poi diceva il ministro Spadafora, pensiamo per gli anni successivi di trovare eventualmente altre, quindi si mette un sistema che è costoso per le società, poi però lo Stato mette delle risorse per far sì che le società che non possono, poiché le società non possono sostenere queste spese, gliele dà lo Stato. Ma a che serve questa cosa? Cioè, ma come può diventare un calciatore dilettantistico un lavoratore come se fosse un lavoratore a contratto a tempo determinato? Quindi tutti professionisti. Tutti professionisti. Quasi, Però voglio dire, insomma. tutti lavoratori, ma Sì, questa sì, sarebbe la certo. distruzione del calcio dilettantistico. Come dice il Presidente, 10.000, 9.000 società, mezzo milione, cioè sarebbe distruggere questo mondo. È chiaro che noi non è che siamo in difesa perché vogliamo difendere, come dire, la Lega, ma vogliamo difendere un mondo, cioè vogliamo difendere un tipo di sport, lo vogliamo difendere lo sport dilettantistico. Ecco, tra le cose, e concludiamo, delle relazioni, il Presidente Sibilla parlava di incremento dell'esport. Cos'è l'esport, Presidente? L'esport, sì, no, va bene, noi abbiamo con questo, questo periodo di, come dire, quando fu il lockdown, questo periodo di chiusura, allora si è, come dire, fatto un calcio, quello virtuale, diciamo, quello che sarebbe il Nintendo, il calcio virtuale, no? E allora c'è un campionato, come voi sapete che c'è il fantacalcio, c'è un calcio che si chiama esport, cioè vuol dire quindi un calcio, è stato un campionato italiano, un campionato europeo, via un campionato del mondo, addirittura sarà proprio una disciplina questa olimpica, quindi voglio dire, ecco, incrementare questo sport diciamo virtuale. Mi è incuriosito. Sì, e questo è uno sport virtuale, anche se devo dire, io penso che, come dire, sì, è vero che c'è una partecipazione, però per me, diciamo, lo sport è quello che si fa nei campi di calcio, quando il movimento, perché vero è che lì c'è una partecipazione, però stiamo fermi, stiamo seduti, cioè, voglio dire, magari delle emozioni, lo capisco, lo comprendo, però voglio dire, però anche questo sport, poiché è una nicchia che trova uno spazio, e abbiamo visto che vi è una grande partecipazione, noi abbiamo avuto la tappa perché si è fatta una tappa per ogni regione, poi vi è stato il campionato quindi nazionale, sono state le qualificazioni, abbiamo visto che c'è un interesse, bene, perché chi non vuole, voglio dire, andare in un campo di calcio, non vuole fare quel tipo di sport, invece dare un'alternativa diversa, e questo delle sport, e voglio dire questo sport, diciamo il calcio in virtuale, diciamo il calcio, ecco, fatto seduto da casa. Bene, ringraziamo il Presidente, l'ingegnere Sandino Lopresti, gli facciamo i migliori auguri per la sua elezione a Vicepresidente della Lega Nazionale Calcio, insomma, dilettanti dell'area sud. E un'ultima domanda, Presidente, quando possiamo rivedere di nuovo le nostre squadre dal vivo, seduti sugli spalti di un campo sportivo e poter ritornare a godere, diciamo, questi momenti di svago, di gioia e di partecipazione e tifo verso la nostra squadra? C'è un impegno anche qui dalla federazione, del CONI, di fare sì che con marzo, però tutto dipende sempre spesso da noi, cioè di non fare, cioè se, come dire, i positivi giornalieri aumentano, è chiaro che tutto questo non potrà avvenire. Se diminuiscono è chiaro che questo potrà avvenire, nel frattempo aumenteranno, come dire, i vaccinati, quindi aumenteranno gli immuni anche, quindi coloro che hanno già avuto il Covid che poi diventano immuni. Quindi voglio dire, ecco, però noi pensiamo questo, che per fine marzo, anche questa era una tappa, si possa gradualmente pensare, cioè di avere spettatori all'interno del campo di calcio, per arrivare, perché voi sapete che poi vi sono gli europei, quindi vi sono, diciamo, delle tappe estremamente importanti, l'Italia avrà anche, come dire, è una delle nazioni dove vi sono, diciamo, alcune di queste partite dove giocherà l'Italia anche in questo girone. Bene,
Quindi si spera di arrivare, chiaro, non con la presenza, col pieno negli stadi, però di avere una presenza e che quindi fine marzo è un'altra tappa dove si pensa che si possa incominciare ad avere un minimo di presenza negli stadi. Che già la pallacanestro, la pallavolo, insomma, già hanno iniziato di nuovo a riprendere Però gli allenamenti. Almeno delle nostre città abbiamo visto che sia la pallavolo che la pallacanestro, insomma, hanno ripreso l'attività, quindi speriamo. E noi siamo lì insieme a loro. Bene, ringrazio l'ingegnere Lopresti, gli rinnoviamo ancora gli auguri, lo ringraziamo per la sua disponibilità nell'aver risposto alle nostre domande. Abbiamo voluto anche fare un po' la nostra informazione su un settore, quello dello sport, del calcio, che da quasi un anno purtroppo ci manca. Grazie ai nostri telespettatori, ricordo sempre che la trasmissione si può vedere su TVA LCN 92 in tutta la Sicilia, il programma sarà inserito nei nostri social, Facebook, YouTube e Twitter. Grazie e un buon fine settimana. Grazie a voi, grazie sempre, buona serata ai telespettatori.